Oggi giorno di accoglienza per le prime classi con un'iniziativa sicuramente molto bella che ci riporta un po' alla nostra giovinezza, che sono i famosi carrettini. Sì, assolutamente. In realtà è l'accoglienza che continua già dal giorno 9, perché la prima campanella per noi è suonata il lunedì 9 settembre. Questa iniziativa l'abbiamo voluta fortemente perché sta creando sicuramente un momento molto gioioso, molto festoso e un'accoglienza diversa da quella che finora è stata espletata. Anche perché quest'anno stiamo attivando tutta una serie di novità rispetto agli anni passati, dal punto di vista innovativo per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche, la creazione di nuovi laboratori, di aule immersive, attività digitali, aule digitali, insomma, che siamo riusciti a creare grazie anche ai finanziamenti del PNRR. E inoltre la novità importante di quest'anno è l'attivazione del nuovo indirizzo, del nuovo corso di studi indirizzo artistico, che sta decollando abbastanza bene, insomma, speriamo che possa anche in futuro crescere. La scuola in verità, la prima campanella è suonata già lunedì scorso, ma abbiamo pensato che fosse il caso, ragazzi, di impegnarli in ulteriori attività di accoglienza. Quindi dopo l'accoglienza in aula magna del primo giorno, oggi abbiamo dato avvio ad un torneo, Carretti Games, che nasce in collaborazione con l'associazione polisportiva musicale e dilettantistica Panica Musica. A dire il vero sono loro ad avere dato avvio alla tradizione nel centro storico dei Carretti Games. Quindi grazie alla loro collaborazione questa iniziativa oggi si sta svolgendo nell'atrio della nostra scuola, impegna a turni e in competizioni a staffetta tutte le classi prime dei nostri indirizzi, quindi lo scientifico STEM, lo scientifico opzione scienze applicate, le scienze umane, l'economico-sociale e la nostra novità da quest'anno che è l'indirizzo artistico del liceo artistico. I ragazzi nel corso di questo torneo dovranno superare delle prove sia di abilità fisica ma anche che mettono alla prova le loro conoscenze di cultura generale, e al termine della mattinata assieme al responsabile di Panica Musica Giorgio Patti consegneremo la targa alla classe vincitrice. Queste iniziative di accoglienza proseguiranno anche la prossima settimana con ulteriori tornei, con delle uscite didattiche nel territorio per consentire ai ragazzi di conoscere la città di Agrigento. E poi ancora avremo anche un'iniziativa predisposta per la prima classe del liceo artistico che si svolgerà presso la tipografia Mayra per lavorare, ecco, sul logo del nostro liceo Raffaello Politi e predisporre delle magliette.